A San Biagio Platani la festa di San Giuseppe. Gaetano Ravanà. Dopo gli archi di Pasqua, la ricorrenza della festa di San Giuseppe è la più sentita dalla comunità di San Biagio Platani. I preparativi per questa festa iniziano circa 2 settimane prima, quando la gente inizia ad invitare nelle proprie case le persone più bisognose per offrire loro colazione e pranzo. La mattina del 19 marzo, così come è accaduto appena 3 giorni fa, nel corso principale del paese, 3 persone che rappresentano Gesù, Giuseppe e Maria bussano nelle case di diverse persone che rifiutano di dare loro ospitalità, come avvenne proprio nella notte santa a Betlem. Infine una famiglia li ospita offrendo loro la colazione e non solo. I 3 santi partecipano alla Santa Messa e successivamente sono stati ospitati da una famiglia dove consumeranno un ricco pranzo. Quest'anno è stata la famiglia di Marcello Di Franco, come vedete dalle immagini, a dare inizio alla manifestazione tra riti pagani e religiosi, vestendo, come si nota proprio dalle immagini, le 3 figure. Una grande emozione per la famiglia di Marcello Di Franco, che ha organizzato questo evento che è unico nel suo genere in tutta la penisola. La festività poi si è conclusa con la processione con l'immagine del santo, dopodiché i 3 santi hanno ricevuto in dono i canniscia, che sono delle costruzioni in legno addobbate con fiori, frutta, cioccolata e offerte in denaro. Presente naturalmente il sindaco di San Biagio Platani, Salvatore Di Bernardo, che ha dato appuntamento adesso al prossimo 9 di aprile, giornata di Pasqua, quando verranno inaugurati proprio gli archi di Pasqua, che si potranno visitare fino al prossimo 14 di maggio.